Dopo 2 vittorie consecutive il Galeone dei Pirati viaggia a vele spiegate. Quest'oggi i bianco-blu vanno a caccia del tris contro l'Urania Milano. Marco Secci assieme a me per presentare questa partita. Ovviamente a questo punto bisogna cercare di giocare tutte le partite come una finale, per cui al cospetto di un avversario di grande forza come Milano si punta a vincere. Come la settimana scorsa quando siamo andati a Crema, ormai hai detto benissimo tu, tutte le partite sono a finale. Non dobbiamo guardare gli avversari perché tutti gli avversari sono forti, l'abbiamo visto in questo girone. Dobbiamo pensare solo a noi stessi, cercare di fare la miglior prestazione possibile e poi vediamo. 2 settimane fa su questo campo abbiamo visto Davide Varrone salutare tutti, sembrava il preludio a un addio. Quest'oggi lo abbiamo ritrovato al palazzetto, cosa è successo? Dopo diversi summit tra di noi, siamo riusciti comunque con notevoli sforzi a tenere un giocatore, un ragazzo splendido. E molto felici di esserci riusciti perché vogliamo chiudere l'annata con tutti questi giocatori e riteniamo che comunque il gruppo sia importante e lui ha dato tanto fino ad oggi e continuerà. Quest'oggi entrando al Palamellano abbiamo visto anche Laguzzi in borghese, qual è la situazione? Ha un piccolo risentimento al polpaccio che gli dà qualche noia ormai da 2 settimane. E cerchiamo di preservarlo perché comunque sono quegli infortuni un po' particolari e pericolosi che possono diventare importanti se vengono sottovalutati, quindi questa settimana abbiamo deciso di preservarlo, visto e considerata anche la partita della settimana prossima. L'assenza di Laguzzi rischia di essere grave perché dall'altra parte Milano ha un reparto lunghi davvero forte, davvero importante, Paleari su tutti, ma davvero non mancano i giocatori di alto livello. Può essere questa una delle chiavi della partita? Allora, Milano è una squadra completissima, giocano in 10, possono giocare tutti e 10 e tutti e 10 con punti nelle mani. Hanno una posizione di classifica bugiarda perché hanno avuto un inizio di campionato molto difficile per via degli infortuni, però hanno un roster di tutto rispetto e secondo me risaliranno la china e punteranno ai playoff. Facciamo un po' il punto della situazione sulla lotta a salvezza che ormai sembra coinvolgere 4 squadre ormai raccolte nel giro di 2 punti. Stavolta c'è Iseo che ha giocato ieri, ha giocato sabato, stavolta ha perso, per cui non c'è il rischio, stavolta si può veramente lavorare per il sorpasso. Ora io forse sarò anche troppo ottimista, però non vedo tranquilla nemmeno Reggio Emilia che è a 6 punti da noi. Ovviamente bisogna fare un passo alla volta e intanto bisogna mettersi una squadra alle spalle. E ovviamente adesso il campionato, proprio perché è molto difficile e con compagini veramente attrezzate e forti, la lotta per la salvezza si è allargata. Abbiamo visto che Vicenza per esempio ha fatto ha avuto un paio di battute d'arresto importanti e è stata risucchiata immediatamente. Quindi come dicevamo prima, ogni partita è una finale e bisognerà giocarla come tale. Amici di Directa Sport, benvenuti al Palamellano di Sestu, 21esima giornata del campionato di Serie B 2016-2017, il Sustentu che arriva dopo i 2 successi in fila contro Costa Volpino e Crema che hanno ridato energia. I Pirati sono più determinati che mai ora nella rincorsa alla salvezza. Quest'oggi gli uomini di coach Sassaro vanno alla ricerca del tris contro l'Urania Milano, formazione che a dispetto di una classifica forse non all'altezza delle aspettative è comunque una delle più ricche di talento e di fisicità del girone. I Wildcats arrivano dalla sconfitta all'ultimo tiro contro la Baltur 100, una delle big del girone, ma in precedenza erano arrivate 3 importanti vittorie contro Crema, San Vendemiano e Iseo. La partita è iniziata, Tortù, Ferrarese, Ghiacci, Paleari e Motta. Questo è il quintetto dell'Urania che qui sbaglia da sotto con Tortù. Il Sustentu privo quest'oggi di Guillermo Laguzzi, fermato come avete sentito in precedenza dalla voce di Marco Secci da un problema muscolare. Si schiera con Dario Scodavolpe, Giuliano Samoggia, Davide Varrone, Mauro Graviano e Romeo Trionfo. Qui palla sporcata, allora rimessa dal fondo per i Pirati che andranno a eseguire con Romeo Trionfo. Il Sustentu che ieri ha visto perdere la sua principale concorrente nella caccia alla salvezza, ovvero Iseo, sconfitta in casa contro 100. Quest'oggi dunque si lavora per il sorpasso, ancora un errore dall'altra parte stavolta per il Sustentu. Allora attacca l'Urania Milano dall'altra parte con Ferrarese, il tiro da 3 punti preso e mandato sul primo ferro
da Motta, ma riesce a tener vivo a rimbalzo la formazione milanese che lavora ancora con Ferrarese dal palleggio. Un mismatch interessante con Samoggia, va ad attaccarlo con la mano sinistra, alza la parabola, 2 punti di buona fattura da parte di Simone Ferrarese, giocatore che sta viaggiando a oltre 15 punti di media, e anche il quarto migliore assist man del campionato a 4,7. Dall'altra parte si prende l'arresto e tiro Dario Scodavolpe, sfortunato, gran lavoro al rimbalzo di Varrone che prende la posizione, segna con il fallo subito. Una giocata importante di energia da parte di Davide Varrone, è stata una settimana particolare per lui. 2 settimane fa aveva già salutato tutti praticamente, sembrava destinato a lasciare la squadra, ma con un grande sacrificio, con un grande sforzo economico la dirigenza dell'Accademia è riuscita a trattenerlo in Sardegna. Quest'oggi è ancora più importante il suo lavoro, vista l'assenza di Laguzzi. Libero aggiuntivo sbagliato da Varrone, 2-2 il punteggio, 8:40 per chiudere il primo quarto. Ferrarese lavora dal palleggio, subito Graviano a mettergli pressione, dall'altra parte prova Milano a lavorare con Paleari, la partenza fronte a canestro e poi lo scarico per Ghiacci che fatica un po' a tenere lì il pallone. Buona la difesa di Trionfo che commette poi l'errore di abbassare leggermente le braccia, quel tanto che basta per indurre la coppia arbitrale a fischiare fallo. Coppia arbitrale composta dei signori Stefano Barlani e Dario Di Gennaro di Rome. Dunque il primo fallo personale nella partita di Romeo Trionfo. In lunetta va invece Andrea Ghiacci, uno dei giocatori più importanti di Milano, reduce da un lunghissimo stop per infortunio. Arriva qualche problema fisico anche importante che lo ha limitato. Segna dalla lunetta Ghiacci, che è il miglior, o meglio il giocatore con più presenza nella storia del campionato di Lega 2, con 354 partite giocate, mentre c'è il fallo di Tortù che era andato a prendere Giuliano Samoggia lontano da canestro. Dicevamo di Andrea Ghiacci, giocatore del 1981 che ha vestito davvero tante maglie in Lega 2, soprattutto nel corso della sua carriera. La realtà a cui è rimasto più legato è senza dubbio la Juve Caserta, squadra di cui è stato capitano lo scorso anno in Serie A. Palla persa intanto per il sustento, allora attacca Ferrarese dal palleggio con la mano sinistra, riesce a dare una buona palla per Paleari che non prende il tiro dalla lunga distanza, va dentro il lungo dell'Urania che sbaglia, ma ancora il controllo dei tabelloni è per i milanesi che qui vanno a realizzare con il fallo Andrea Paleari. Importante giocata qui da parte del giocatore in canotta numero 11 che segna e subisce il fallo. Ora potrà andare in lunetta con il libero supplementare. 7:54 per chiudere il primo quarto e subito ci siamo accorti dell'impatto fisico dell'Urania in questa partita. La formazione di coach Eli Antonio che può disporre di una batteria di lunghi davvero di prim'ordine. Intanto in lunetta è pronto Paleari, anche lui come Ghiacci, classe 1981, sbaglia il libero supplementare. Con 15,9 punti di media Paleari è il miglior realizzatore dell'Urania Milano. Dall'altra parte il sustento attacca con Scodavolpe in uscita dai blocchi, si propone per la ricezione in post basso Varrone, si va invece in punta dove c'è Giuliano Samoggia, il consegnato poi ancora per Graviano. 8 secondi per il tiro del sustento, Graviano deve un po' accelerare le operazioni. Ottimo il gioco a 2 con Samoggia che aveva probabilmente subito fallo in questa circostanza. Il fallo poi se lo va a prendere Davide Varrone, ancora positivo in questo suo inizio di partita. Attacca il ferro con intensità, con cattiveria, potrà andare in lunetta con 2 liberi. Davide Varrone, classe 91, 10 anni in meno dunque rispetto a Ghiacci e Paleari, i suoi avversari nella partita, dentro la partita tra lunghi. Tanto ci sono proteste da parte di coach Eli Antonio, anche abbastanza veementi. A dargli manforte è andato anche Ghiacci. Varrone in lunetta realizza il primo tiro a cronometro fermo. Il lungo genovese che sta realizzando 3,6 punti di media con 3,7 rimbalzi in circa 15 minuti di impiego. Solo 1 su 2 dalla lunetta per Varrone. Già ripartita Milano qui con Tortù, il palleggio di Tortù, esce dai blocchi Ghiacci, ancora la difesa di Trionfo che va a mettergli pressione. Lavora intanto dal palleggio Motta, giocatore arrivato a dicembre nelle fila dell'Urania, ne parleremo nel corso di questa telecronaca. Tortù dalla lunga distanza realizza, e allora c'è il primo mini allungo da parte dell'Urania sull'8-5 con questo canestro dalla lunga distanza realizzato
da Lorenzo Tortù. 6,56, Scodavolpe prova a lavorare contro Motta, va dentro con coraggio, alza la parabola, sbaglia, ancora un rimbalzo di Varrone che stavolta però non riesce a correggere con il semigancio mancino. Corre dall'altra parte Ferrarese a lavorare sul blocco di Paleari, mano sinistra, sguscia via, ma arriva la stoppata di Varrone, non segue a rimbalzo la difesa e arriva il canestro realizzato da Paleari. Fallo di Mauro Graviano, possibilità ancora di un gioco da 3 punti per l'Urania, fallo di cui Mauro Graviano non riesce a capacitarsi, ma è così. Paleari è già pronto in lunetta per il libero aggiuntivo, allora 10-3 e questo il punteggio, più 7 Urania Milano, che è partita decisamente bene in questa partita. E ora Paleari converte anche il libero aggiuntivo. Arriviamo dunque sul punteggio di 11-3, più 8 Urania. Il Sustentu ha bisogno di prendere ritmo nella metacampo offensiva. Fino a questo momento si è affidata soprattutto alle giocate di Davide Varrone, qui sbaglia fronte a canestro Samoggia. Corre dall'altra parte Ferrarese, davvero un motorino instancabile. Qui spalla a canestro, ottimo giro sul perno di Tortù, che per fortuna del Sustentu sbaglia, recupera il rimbalzo Varrone, parte l'azione dei Pirati con Graviano dal palleggio, arresto e tiro contro Ferrarese, primo ferro, Varrone va a lottare al rimbalzo, stavolta non ci arriva, ancora Ferrarese, Tortù per un attimo aveva accennato al taglio, allora si va da Motta, poi ricezione per Paleari, molto più veloce di Varrone, giro dorsale magistrale da parte di Andrea Paleari che realizza 13-3 il punteggio. Grande inizio di partita da parte dell'Urania, che è già in doppia cifra di vantaggio. Time out in campo opportunamente chiamato da coach Marco Sassaro. Si riprende a giocare sul più 10 Milano, 13-3 il punteggio quando mancano 6 minuti per chiudere il primo quarto al Palamellano. Samoggia e poi Scodavolpe, vediamo come reagisce il Sustentu in uscita dal time out. Qui Murato, Graviano che cercava uno scarico all'indirizzo di Samoggia, contropiede 2 contro 1 per Milano, mentre il pubblico rumoreggia, voleva un fallo su Graviano. Dall'altra parte Ghiacci preferisce rallentare le operazioni, qui è Trionfo che va a prendere Paleari e questo è l'aggiustamento difensivo scelto da coach Marco Sassaro. Paleari molto più veloce di piedi rispetto a Varrone, sta creando problemi. Trionfo dall'altra parte, dopo il cost to cost non riesce a realizzare, perso Paleari. Dall'altra parte Varrone fa fallo là sotto, rischiando ancora un potenziale gioco da 3 punti per l'Urania. Dovrà accontentarsi di 2 liberi. Andrea Paleari, che era rimasto là con un giro di ritardo, ha ricevuto il pallone, ha tenuto bene posizione. Ora altri liberi per Paleari, che è già arrivato a quota 7 punti segnati all'interno di questa partita, anche 2 rimbalzi per lui, sta facendo subito la voce grossa. Andrea Paleari, giocatore di grande esperienza, tante le maglie vestite dal giocatore in maglia numero 11 dell'Urania. Ricordiamo Cesena, San Marino, Fidenza, anche Riva del Garda, poi l'approdo a Milano, dove è uno dei giocatori più rappresentativi. Qui segna dalla lunetta Paleari altri 2 punti, 15-3 più 12 Urania. Cambio, esce Varrone ed entra Nicola Elia, abbassa notevolmente il quintetto, il Sustentu, praticamente solo Giuliano Samoggia come lungo. E Trionfo, che andrà ad agire in posizione presumibilmente di 4, riprende il gioco con Graviano, ora in punta accoppiato con Ferrarese, esce dai blocchi Nicola Elia che dà poi all'indirizzo di Scodavolpe, il giro sul perno di Scodavolpe, messo in ritmo Samoggia da 3 punti, Giuliano Samoggia, sospiro di sollievo al Palamellano. Il Sustentu stappa il canestro, 15-6, si riaffacciano sul meno 9 i Pirati. Ottimo l'assist qui di Scodavolpe, che ha messo in ritmo Samoggia. I due hanno permesso al Sustentu di cambiare marcia dal momento del loro arrivo. Tortù con la mano sinistra, costretto ad arrestarsi, 3 secondi di Paleari che si era attardato un po' troppo all'interno del pitturato, e dunque palla persa dall'Urania. Il Sustentu sembra uscito in maniera incoraggiante dal time out. Intanto Samoggia stavolta è andato a prendere in consegna Paleari, serve un lungo rapido di piedi in grado di tenere anche le partenze lontano da canestro da parte di Paleari. Scodavolpe ancora dentro, lo scarico per Elia, voleva uno sfondamento Ghiacci, Trionfo si prende il tiro dalla lunga, lo manda a segno Romeo Trionfo, sta finalmente trovando fiducia col tiro dalla lunga distanza il Sustentu. Ora
15-9, stanno pian piano ricucendo i pirati, mini parziale di 6-0, mentre Ferrarese lavora sul blocco di Paleari, poi Motta che va a cercare ancora il suo capitano. Paleari lavora contro Samoggia, ancora ottimo il giro sul perno, segna ancora con il fallo Andrea Paleari, che giocatore. Altri 2 punti per lui. Intanto proteste di Nicola Elia, che non è d'accordo con questo fischio arbitrale. Dovrebbe essere il terzo gioco da 3 punti potenziale per Paleari all'interno di questa partita, quasi un trattato, un clinic vivente di uso del piede perno in situazione di post basso. Intanto c'è stato un cambio per l'Urania, è uscito Motta, è entrato con il numero 14 il giocatore Lorenzo Bartoli. Paleari in lunetta, 17-9, ha risposto subito Paleari a questo tentativo di strappo da parte del Sustentu, libero aggiuntivo mandato a segno da Paleari, 12° punto della sua partita sui 18 segnati dall'Urania. Elia va a servire ora Giuliano Samoggia, poi Scodavolpe, Bartoli allunga un braccio, poi si va in punta ancora da Graviano, palla un po' ferma, ora Scodavolpe si deve inventare qualcosa, è più veloce di Bartoli, con il primo passo si guadagna il fallo. Dario Scodavolpe è molto bravo dal punto di vista dell'1 contro 1 e dunque anche un giocatore che subisce parecchi falli, così come Paleari dall'altra parte. Paleari che è il giocatore che subisce più falli dell'intero girone B del campionato di Serie B, 7,1. Intanto anche Graviano realizza, partendo dal post basso, avrebbe voluto anche un fallo il playmaker del Sustentu. Tornano sul -7 i pirati, 18-11 il punteggio. Ora Bartoli che lavora dal palleggio, sceglie Ghiacci in uscita dai blocchi. Paleari, il ribaltamento ottimo per Ferrarese, qui ha un mismatch con Trionfo, poi va a Graviano a prenderlo in consegna, errore per Ferrarese, riparte il Sustentu che ora ha bisogno ancora di trovare il ritmo in zona d'attacco. Samoggia va a bloccare, poi vuole palla in ricezione profonda, va dentro Samoggia, il fallo in attacco per il giocatore in maglia numero 21. Ghiacci finisce per terra, mostrando bene il contatto al duo arbitrale che opta dunque per il fallo in attacco. È il secondo della partita di Giuliano Samoggia, che si deve amministrare sotto questo punto di vista, commesso davvero troppo presto il suo secondo fallo il giocatore in maglia bianca numero 21, e ora vedremo se coach Sassaro butterà nuovamente nella mischia Davide Varrone. Qui Bartoli vorrebbe palla, si va invece da Tortù, poi dentro da Paleari, qui accoppiato con Samoggia, buona la palla per Ghiacci, errore per l'ex giocatore della Juve Caserta. Allora parte il Sustentu con Scodavolpe, la finta di blocco da parte di Trionfo e poi palla sotto, ottima per Samoggia che segna con il fallo. Ottimo attacco qui da parte del Sustentu, pescato bene nel pitturato Giuliano Samoggia, canestro con fallo, e ora i pirati continuano a ricucire, 18-13, mentre è pronto un cambio per coach Eli Antonio. Sta per entrare Tommaso Ingrosso, assieme a lui tornerà sul parquet anche Motta, esce Paleari che va a riposare, esce anche Ghiacci che non ha tantissimi minuti nelle gambe, appena rientrato da un infortunio come detto in precedenza. Intanto Samoggia è pronto in lunetta, grande impatto dal suo arrivo a Sestu, 22 punti, 10 rimbalzi nel corso dell'ultima vittoria dei pirati a Crema. Qui realizza il libero supplementare, permette ai pirati di tornare sul -4, 18-14. Motta con Elia che va a cercare palla, poi Bartoli accoppiato con Scodavolpe, lavora per il blocco Ingrosso, tripla presa e mandata a segno da Lorenzo Bartoli in un momento che rischiava di diventare difficile per l'Urania. Ci ha messo la tripla Lorenzo Bartoli, qui pescato bene Trionfo che si può prendere l'arresto e tiro dall'angolo. 2 punti per Meo Trionfo con il primo canestro nella sua partita, anzi il secondo canestro nella sua partita. Sono 5 punti totali per l'ala di Mesagne. Dall'altra parte Ferrarese, ottimo gioco a 2 con Ingrosso che aveva forse commesso infrazione di passi. Dall'altra parte Tortù riesce a correggere dopo il suo stesso errore, 23-16. Ora il punteggio, 1 minuto 48 secondi al termine del primo quarto. Rumoreggia ancora il Palamellano, avrebbe voluto un fallo in attacco nella circostanza precedente. Qui buona la circolazione per Trionfo, la finta e segna con il fallo anche Romeo Trionfo, 7° punto
della partita per Romeo Trionfo, ottima la finta, poi il giro sul perno, semigancio con la sua mano più forte, ovvero quella a sinistra, canestro del -5, 23-18, sta salendo di colpi la formazione di casa, mentre c'è un cambio, esce Graviano e sul parquet c'è Mirko Pilo. Partita difficile dal punto di vista difensivo anche per gli esterni quest'oggi. Ferrarese, giocatore con tantissimi punti nelle mani, ma non solo lui, c'è anche Motte, ci sono tanti giocatori in quel reparto che stanno facendo la fortuna dell'Urania Milano, un giovane molto interessante che vedremo all'opera probabilmente nel corso di questa partita. Si tratta di Matteo Lagana, intanto libero supplementare realizzato da Romeo Trionfo, -4 su Stentu, che ora è tornato pienamente a contatto. 23-19, Lorenzo Bartoli sul blocco del nuovo entrato, il giocatore in maglia numero 3 Nicolò Gorla. Qui lavora dal palleggio Motta, sceglie di andare da Gorla, ricezione profonda non completata da parte di Ingrosso, che riesce in qualche modo a tornare in possesso del pallone. Poi Skoda Volpe va a prendersi il fallo in attacco, fallo commesso da Bartoli. Qui Ingrosso a colloquio con Motta, va a spiegarsi con il compagno, il pivot dell'Urania. Stavolta il time out lo deve chiamare coach Eli Antonio, con l'Urania che ha subito il ritorno prepotente da parte dei Pirati. 23-19 il punteggio, 1-17 per chiudere il primo quarto. Riprende il gioco al Palamellano, c'è un nuovo ingresso nelle fila dei Pirati, Capitan Villani con la canotta numero 11, ha preso posto sul parquet. Qui Nicola Elia prova ad attaccare, caccia via da quell'angolo, Mirko Pilo vuole lavorare per il mismatch con Ingrosso da 3 punti, sfortunato qui Elia, non riesce a controllare il rimbalzo. Samoggia che si lamenta anche all'indirizzo degli arbitri, c'era a suo avviso una trattenuta qui, l'uso del gomito da parte di Motta non ravvisato dagli arbitri. Ancora il palleggio di Motta sul blocco di Gorla, spazio per la tripla di Ingrosso, a segno Tommaso Ingrosso, che ha anche dimensione perimetrale nonostante sia un centro dal grande impatto fisico. È stato da giovanissimo anche un prospetto NBA, è classe 1992, cresciuto nel settore giovanile della Benetton Treviso. Qui va a prendere anche Nicola Elia lontano da canestro, poi la circolazione per Villani, il suo passaggio destinato a Samoggia viene ribattuto da Gorla. Allora 24 secondi, 4 decimi al termine del primo quarto, ce ne sono 6 per il sustento per portare a termine questa azione d'attacco con Mirko Pilo che va a eseguire la rimessa, poi Samoggia, la partenza in palleggio, raddoppiato Samoggia che va a incaponirsi in questa soluzione personale. Allora può attaccare con grande calma l'Urania, che può andare fino alla fine. Ora con Motta dal palleggio va a prenderlo Elia, il blocco di Ingrosso, poi Motta che chiude il palleggio troppo presto, riesce comunque a trovare Ingrosso, la stoppata di Samoggia, il pallone che rimane vivo e termina oltre la linea di fondo. Ci sono ancora 2 decimi da giocare, dunque il primo quarto non è ancora terminato. Vediamo se il Sustentu riesce a trovare una soluzione con un passaggio lungo. Villani prova a mandare per aria la preghiera, non trova però fortuna. Allora dopo i primi 10 minuti di gioco al Palamellano davanti c'è l'Urania sul Sustentu Sestu con il punteggio di 26-19. Vesalio, Monreale, Barraccamanna, il 65% delle transazioni è targato Tecnocasa. Mutuo, regolarità dell'immobile, certificazione energetica, assistenza notarile, ristrutturazione. Da noi il tuo immobile è chiave in mano. Dal terreno su cui fare casa alla villa dei sogni, non solo vendita, locazione, acquisto programmato e rent to buy. E se stai pensando di vendere, la soluzione è nei nostri uffici. Noi garantiamo certezza. Inizia il secondo quarto al Palamellano, +7 Urania, 26-19 il punteggio, mentre esce dai blocchi Villani accoppiato con Motta. Si va invece dentro da Trionfo, il miglior realizzatore del Sustentu dopo i primi 10 minuti di gioco. Qui uso magistrale del piede perno anche da parte di Romeo Trionfo, che manda al bar il suo avversario e realizza il canestro del -5, 26-21 il Sustentu. E lì dopo un inizio di partita abbastanza difficoltoso, sono finiti sotto anche di 12 i Pirati, hanno però pian piano ripreso
quota dal punto di vista del punteggio, anche se qui devono incassare un altro canestro dall'angolo. Partita difficile questa dal punto di vista difensivo, ce lo si aspettava anche alla vigilia. Qui palla ferma per Elia in punta, attende l'uscita di Trionfo, poi si smarca Samogia che vorrebbe palla, qui finisce per perdere il pallone il giocatore in maglia numero 10 del Sustentu, lanciato in contropiede Trionfo, poi la tripla presa e mandata a segno da Motta. Sta tirando con ottime percentuali l'Urania, che realizza da 3 punti 4 su 8, 50% dall'arco fino a questo momento per i milanesi, avanti nuovamente sul più 10, 31-21 il punteggio. Qui l'anticipo da parte di Motta, che va a realizzare con un comodo layup il nuovo più 12. L'Urania ha iniziato meglio, ha approcciato meglio il secondo quarto, così come aveva approcciato molto meglio il primo, e ora è nuovamente sul più 12, 33-21. Trionfo attacca dal palleggio, va dentro, non riesce però a trovare la giusta misura con il tiro mancino, palla che poi termina oltre la linea di fondo. Nulla di fatto per il Sustentu, rimessa dal fondo, ora eseguita dall'Urania, che lavora con il suo playmaker nuovo entrato in campo. Ne abbiamo parlato brevemente in precedenza, si tratta di Matteo Laganà, giocatore classe 2000, molto interessante nel giro delle nazionali giovanili. Qui si allacciano Gorla e Trionfo, c'è il fallo con Gorla che va a protestare a lungo all'indirizzo dell'arbitro. Primo fallo per Romeo Trionfo, mentre coach Sassaro va a dargli indicazioni. Rimessa dal lato per l'Urania, è entrato intanto anche Restelli sul parquet con la canotta numero 10. Il pallone ora in punta per Motta, arresto e tiro preso da Motta, in ritardo l'aiuto difensivo in quella situazione. Allora ha la visuale completamente aperta Motta, che realizza il più 14, 35-21. Ha bisogno di una nuova scintilla, di una nuova scossa il Sustentu. Qui il backdoor di Samogia che non viene premiato da 3 punti. Elia sbaglia, gran rimbalzo qui di Samogia, che poi si addormenta un po' sul pallone guardando all'indirizzo dell'arbitro. Ingenuità da parte di Giuliano Samogia, che ha perso forse un pizzico di lucidità e infatti verrà probabilmente sostituito tra qualche istante. Qui perde palla l'Urania con la ricezione che Motta non riesce a completare. Allora arriva la sostituzione con Samogia, che è anche a rischio fallo tecnico. Deve trattenersi dalle proteste l'ex giocatore della Fortitudo Bologna, abbastanza nervoso. Ora raggiunge la panchina, è tornato sul parquet come detto Davide Varrone. Mirko Piro ora con la ricezione, poi Fabio Villani che serve fuori dal perimetro Elia. Ancora Trionfo con la partenza, mano destra, si butta dentro, Trionfo segna ancora una volta. Romeo Trionfo sta trascinando dal punto di vista il Sustentu, dal punto di vista offensivo il Sustentu in questa partita. 12 punti per il giocatore ex Montegranaro. Dall'altra parte Motta voleva un tocco sul gomito, non viene accontentato dagli arbitri. Qui telefonato il passaggio di Pino, allora recupera Motta. Qui la gomitata evidentissima da parte di Motta, che si becca anche un tecnico e poi va a beccarsi con Elia. Partita che si sta accendendo dal punto di vista agonistico. Motta era nervoso perché sosteneva di aver subito fallo in precedenza su un tiro da 3 punti, non era stato accontentato dagli arbitri, poi è andato a commettere fallo in attacco allargando in maniera vistosa il gomito su Elia. È stato punito poi anche con il fallo tecnico. Motta, giocatore che ha cambiato un po' il volto dell'Urania dal momento del suo arrivo nel mese di dicembre. Si è subito rivelato importante negli equilibri di squadra, una delle chiavi della rinascita dell'Urania, assieme ovviamente all'arrivo in panchina di coach Eli Antonio e anche al rientro dall'infortunio, come abbiamo detto in precedenza, di Andrea Ghiacci. 35-24 il tecnico di Motta ha avuto l'effetto di fermare un po' l'emorragia del Sustentu. Stava finendo nuovamente sotto nel punteggio. Qui Restelli va a cercare palla su Trionfo, trova solamente il braccio e arriva puntuale il fischio da parte della coppia arbitrale. 6:46 per chiudere il secondo quarto, 35-24 più 11 Urania, mentre attacca il Sustentu con Dario Scodavolpe che va a servire Trionfo, poi ancora Scodavolpe qui con l'accoppiamento con Restelli, va in mezzo alle gambe, lavoro di ball handling da parte di
Dario Scodavolpe, che qui va poi a commettere infrazione di passi con Laganà, che era andato per un attimo a strappargli il pallone. Non è ancora riuscito a trovare il ritmo in attacco Scodavolpe in questa partita, solo un punto realizzato fino a questo momento per lui, 6,37. Allora l'Urania può tornare in zona d'attacco forte delle 11 lunghezze di vantaggio sul 35-24. Laganà è il consegnato per Ferrarese, che è tornato in campo. Lo show difensivo di Villani, che lo ricaccia in dietro, poi palla dentro per Ingrosso con Elia, che deve usare tutto il suo mestiere per cercare di impedirgli un canestro facile da là sotto. Finisce col commettere fallo l'esperto giocatore del Sustentu, è il secondo della sua partita. Allora Ingrosso in lunetta con 2 liberi. Abbiamo parlato di Ingrosso, che sta realizzando 11,6 punti di media con 6 rimbalzi nel corso di questa stagione. Tira i liberi col 67%, il primo va a segno. Vanta anche una esperienza oltreoceano Tommaso Ingrosso al Texas Western Junior College. Qui sbaglia il secondo, poi Gorla che va a franare su Scodavolpe, che aveva recuperato il rimbalzo difensivo. Trionfo mette palla per terra, vuole attaccare Ingrosso, va dentro, è più veloce Trionfo, che qui non riesce però a trovare l'appoggio vincente. Parte l'Urania che cerca di tenere ritmi abbastanza alti in questo avvio di partita. Gorla per Ferrarese, poi Restelli che guarda per un attimo a Ingrosso, aveva un accoppiamento più che vantaggioso con Villani, ma non è stato servito. Il tiro da 3 punti poi preso e mandato a segno da Matteo Laganà. 3 punti per il giocatore classe 2000, fratello di Marco Laganà, giocatore che ora attualmente in forza alla Viola Reggio Calabria, ma che in passato fino a gennaio praticamente è stato in forza alla pallacanestro Cantù in Serie A. Intanto è pronto un doppio cambio per il Sustentu, che è tornato ad attaccare davvero con grande difficoltà, come avete visto anche in questa circostanza. Qui ribaltamento per Restelli, poi il pallone che era destinato ancora al giocatore in maglia numero 10 si finisce per terra, e poi il pallone per Ferrarese. Ingrosso, 9 secondi per l'attacco dell'Urania qui con Laganà, che si prende ancora una trippa, stavolta è un mattone. Allora Scodavolpe parte dall'altra parte, ma non viene seguita la sua azione praticamente da nessun compagno, costretto a rallentare un po' le operazioni il giocatore nativo di Latina. Elia si prende il tiro da 3 punti, primo ferro, ancora un rimbalzo di Varrone che ci mette il fisico anche in questa circostanza. Non trova il gioco da 3 punti, dovrà accontentarsi di 2 liberi Varrone. Questo rimbalzo era il quinto della sua partita. 3 punti, 5 rimbalzi, queste le statistiche di Varrone. Intanto sono usciti Gorla e Ingrosso per l'Urania, sono tornati in campo Paleari e Ghiacci. Dunque cade sempre in piedi dal punto di vista della rotazione coach Eli Antonio, che può vantare un roster davvero di primo livello, a dispetto di una classifica, come abbiamo detto, abbastanza deludente per quelle che erano le premesse iniziali del campionato, anche se sta guadagnando terreno rispetto all'8° posto in classifica, l'ultimo che vale l'accesso ai playoff. L'Urania ha nel mirino Crema battuta scorsa settimana dal Sustentu per 63-64, 39-25, errore col secondo libero per Varrone. Ghiacci riceve lontano da canestro, serve poi Paleari, il blocco di Ferrarese che poi vuole palla. La ricezione di Ferrarese, qui la stoppata a 2 mani da parte di Varrone. Ottima la chiusura difensiva da parte del giocatore in canotta numero 42. Cambio per il Sustentu, esce Trionfo, torna in campo Samoggia, che è un po' sbollito. Il nervosismo in precedenza dovuto a qualche fischio arbitrale non arrivato, va subito a prendere Ghiacci Giuliano Samoggia, mentre manovra sul perimetro l'Urania con Ferrarese. Paleari ha spazio per il tiro da 3 punti, lo manda sul primo ferro, qui non lavora bene col tagliafuori il Sustentu e permette alla Laganà di recuperare il rimbalzo d'attacco. Ferrarese poi per Restelli, ancora Ferrarese che riceve il pallone, 5 secondi per l'attacco dell'Urania. Ghiacci non riesce a convertire, poi con tanta fortuna l'Urania riesce a recuperare il pallone. Scade il cronometro dei 24 abbondantemente prima del tiro di Ferrarese, dunque nulla di fatto. Il Sustentu può tornare in zona d'attacco sotto di 14, 39-25 il punteggio, 4-12 sostituzione. Esce Laganà positivo con questa sua prima parentesi in partita. Sul parquet torna Lorenzo Tortu con la canotta numero 33.
riprende il gioco con Graviano in possesso della sfera, preso in consegna da Restelli, esce dai blocchi Scodavolpe che vuole palla, è accoppiato con Tortù, ancora Graviano in mezzo alle gambe contro Ferrarese, non riesce a batterlo dal palleggio, Scodavolpe mano sinistra, Tortù che tiene bene, qui manda per aria comunque il tiro, Scodavolpe che riesce a guadagnare il fallo. È il quinto fallo di squadra nel corso di questo secondo quarto per l'Urania, allora Scodavolpe può andare in lunetta per 2 liberi a 3 minuti e 55 secondi dal termine del secondo quarto. Intanto Graviano deve tornare in panchina, ora è a colloquio con coach Sassaro, è andato solamente a rifocillarsi per un attimo Mauro Graviano, nessun problema per lui, Scodavolpe a segno col primo libero, 13,7 di media nelle prime 3 uscite col sustento, anche 4,4 rimbalzi, 2,3 assist con l'86% ai liberi per Scodavolpe, giocatore fondamentale per la salvezza della Virtus Valmontone nello scorso torneo, è figlio d'arte, suo padre Alberto ha infatti vinto una Coppa Corac con Rieti, ha militato tra l'altro per 4 stagioni in Sardegna da giocatore e anche da allenatore nelle fila della Santa Croce Olbia. Qui Paleari, spalle a canestro, prova ad andare 1 contro 1 ancora con Varrone, mette in ritmo Gorla da 3 punti, secondo ferro, ottimo lavoro a rimbalzo da parte di Varrone, recupera poi Scodavolpe che va in mezzo alle gambe contro Restelli, allunga un braccio e lo fa ancora una volta Restelli. C'erano tutti gli estremi per una sanzione arbitrale con Restelli che è andato a cercare palla trovando solamente le braccia di Scodavolpe, gli arbitri erano ben piazzati e in maniera probabilmente erronea hanno deciso di non fischiare. 3:32 al termine del primo tempo, 39-27, meno 12 su Stentu che ora deve difendere ancora con intensità, qui però concessa una penetrazione in maniera fin troppo facile a Ferrarese che per fortuna dei sestesi ha sbagliato, allora Scodavolpe prova ad attaccare il pitturato, arresto e tiro con la mano mancina, trova il fallo, il Sustentu, fallo che però è stato commesso da Ghiacci che cercava di prendere posizione a rimbalzo. Ghiacci che qui si allontana dalla zona delle operazioni cercando di evitare una protesta che potrebbe costargli il fallo tecnico, fallo di Ghiacci che permette a Scodavolpe di andare in lunetta, primo libero realizzato da parte di Dario Scodavolpe, meno 11 su Stentu che ancora con fatica, con pazienza sta cercando di ricucire il parziale negativo. Scodavolpe ancora in lunetta, 1 su 2, sarebbe stato un punto importante questo che avrebbe dato il meno 10 al Sustentu. 3 minuti e 5 secondi ancora da giocare prima del rientro negli spogliatoi. Paleari, la finta contro Varrone, vuole attaccarlo partendo dal palleggio, la finta di Paleari, poi si va da Ghiacci che manda per aria un tiro, anche qui era andato a chiudere bene Varrone, poi dall'altra parte c'è Villani, Graviano dentro per Varrone, una buona idea questa che rischia però di non concretizzarsi, il pallone viene infatti deviato e poi Varrone che va a pestare la linea di fondo, palla persa dal Sustentu, rimessa in gioco già eseguita da Restelli, si alza dalla panchina Trionfo che è pronto a tornare sul parquet, Gorla dal palleggio, chiama lo schema, fuori dai blocchi c'è Ghiacci e poi il pallone che circola per Restelli, buona la difesa di Villani che riesce a chiudergli la strada, finisce però con andare un po' in ritardo dal punto di vista dello scivolamento difensivo il capitano del Sustentu che viene sanzionato con un fallo personale. Cambio per coach Sassaro con Varrone che torna in panchina, c'è Trionfo, allora si ripropone l'assetto che avevamo già visto nel corso del primo quarto con Samoggia che probabilmente andrà a prendere in consegna Paleari, anzi qui preso da Trionfo. Qui Paleari che cerca di prendere posizione subito e lui probabilmente il destinatario di questo gioco offensivo da parte dell'Urania. Gli arbitri vedono poi un fallo che dovrebbe essere stato commesso da Graviano e così fallo del playmaker del Sustentu, secondo della sua partita e il quarto di squadra per il Sustentu, allora non può ancora andare a tirare dalla lunetta l'Urania che si deve accontentare di una rimessa dal fondo già eseguita da Paleari, poi Ferrarese dal palleggio preso in consegna da Villani, Ghiacci, arresto e tiro per l'ex giocatore di Caserta, errore ma ancora una dormita a rimbalzo costa cara al Sustentu. Ferrarese ancora per Ghiacci, prova a far saltare Samoggia, rischia l'infrazione di passi, riesce a mantenere però l'equilibrio, poi Gorla cadendo all'indietro, fallo su Samoggia che aveva trovato il pallone prima di Ghiacci che è andato a franargli addosso, allora fallo
di Andrea Ghiacci, è il secondo, anzi il primo per il giocatore in maglia numero 19, dall'altra parte il Sustentu che ha il bonus. E allora Giuliano Samoggia invitato in lunetta per 2 liberi. Samoggia subito importante in zona offensiva, così come Skoda Volpe, 18 punti di media nelle prime 3 partite coi Pirati. Doppia a Crema, come detto in precedenza, 22 punti, 10 rimbalzi, molto bene al tiro, sta tirando col 50% da 3 punti nelle ultime 3 partite, 90% ai liberi, qui 2 su 2, 39-30, riesce a scollinare ancora una volta sotto la doppia cifra di svantaggio il Sustentu, con Villani che ora va a mettere pressione su Ferrarese. Paleari sale per il blocco, ancora una volta preso in consegna da Trionfo che cerca di marcarlo d'anticipo. Fa molto bene qui Trionfo che è uno specialista difensivo, allora Ferrarese si deve inventare qualcosa, va dentro, si protegge in maniera davvero perfetta usando il fisico Ferrarese. Altri 2 punti, 41-30 in favore dell'Urania, e questo era il punto numero 4 di Ferrarese, giocatore del 1987. Dall'altra parte canestro per il Sustentu che riesce subito ad accorciare, 41-33 il punteggio, 1-20 all'intervallo lungo con Ghiacci che qui ha un accoppiamento con Graviano. Trionfo come sempre d'anticipo su Paleari, poi Restelli, gioco a 2 con Gorla che non si completa, Paleari, poi fallo in attacco commesso da Ghiacci su Graviano che finisce a terra. Il giocatore del Sustentu riceve il fischio arbitrale amico, allora Ghiacci che non riesce a trovare ritmo in questa partita in maniera abbastanza evidente, ancora non al meglio, pian piano trovando fiducia e ritmo dopo il lungo stop. Andrea Ghiacci, qui fallo in attacco per lui. Paleari molto arrabbiato in panchina, 1 minuto 3 secondi al termine del secondo quarto. Il Sustentu attacca per ricucire ancora, qui Villani contro la pressione di Gorla, la finta ottima di Trionfo che va dentro e sbaglia il canestro, ma giocata importante ancora da parte di Trionfo, qui caricato dai compagni, caricato dal suo allenatore, ha fatto saltare in grosso con la finta, è andato a prendere con veemenza il centro dell'area. 2 liberi per Trionfo che ha realizzato 12 punti in questa partita, 4 su 6 da 2 e ora sono 13 con il primo libero mandato a segno. C'avevamo 4 su 6 da 2, 1 su 1 da 3, 2 su 2 i liberi che diventa 3 su 3 con questo canestro, meno 6. Allora Pirati sul 41-35, 48 secondi al termine del primo tempo. Ferrarese dal palleggio sale in grosso, va da Gorla, invece Ferrarese si prende il tiro da 3 punti, primo ferro e poi si allacciano al rimbalzo Villani e Ghiacci. Stavolta il fallo dovrebbe essere stato commesso dal capitano del Sustentu, e così fallo di Villani. Stavolta Ghiacci può tirare un sospiro di sollievo, aveva sospettato in un primo momento di essere stato ancora una volta lui a far fallo. C'è il bonus, allora Ghiacci in lunetta. Abbiamo già parlato del suo sterminato curriculum, cresciuto nel settore giovanile della Reggiana, ha esordito in Serie A il 9 aprile del 2000 in occasione della partita interna contro Cantù. Intanto errore col primo libero da parte di Ghiacci, tantissime le maglie vestite in giro per la penisola, da Castelmaggiore a Casale Monferrato, passando per Barcellona e Trapani. Tanto ha segnato il secondo libero Andrea Ghiacci. Qui Graviano dal palleggio, Restelli va a prenderlo in consegna, 28 secondi ancora da giocare. Skoda Volpe per Villani, la finta, la partenza in palleggio, lo scarico in angolo per Trionfo, ancora una volta beffato in grosso col primo passo, poi errore qui sfortunato Trionfo, e allora l'Urania che può attaccare fino in fondo in questo secondo quarto con Ferrarese che cerca giustamente di ragionare, di dare un'occhiata al cronometro della partita. 5 secondi, Villani, poi Ferrarese che si prende il tiro contro la pressione del capitano del Sustentu, non trova nemmeno il tabellone, allora si va al riposo lungo sul punteggio di 42-37 in favore dell'Urania Milano. Diamo un'occhiata alle statistiche: 14 punti di un positivissimo Romeo Trionfo nelle fila del Sustentu, alle sue spalle Samoggia con 11, dall'altra parte Milano che ha avuto tantissimo da Andrea Paleari, 12 anche per lui, alle sue spalle Motta con 9 punti personali.
Inizia il secondo tempo al Palamellano. Bartoli, Ferrarese, Tortù, Paleari e Ghiacci. Questo è il quintetto dell'Urania. Il sustento risponde con Scodavolpe, Villani, Samoggia, Trionfo e Graviano. Ghiacci fuori subito per Tortù, poi palla dentro da Paleari, accoppiamento con Trionfo che si fa beffare dall'uso ancora una volta esemplare del piede perno da parte di Paleari. Subisce un altro fallo, abbiamo già sottolineato in presentazione della partita quanto sia bravo Paleari nel subire falli, è il giocatore che ne subisce di più nel girone B del campionato di Serie B, 7,1 a partita. Qui si guadagna altri 2 liberi. Paleari dentro il primo, fino a questo momento ha realizzato 13 punti, 4 su 5 da 2 e 5 su 6 ai liberi. Queste le cifre di Paleari. Ancora un libero per lui, il secondo non va dentro, rimbalzo conquistato dal sustento che si può portare in zona d'attacco. Scodavolpe per Graviano, Samoggia si apre per la ricezione, poi palla ancora per Graviano, ora si va in angolo da Trionfo, circolazione perimetrale insistita per il sustento che poi riesce ad andare dentro con Graviano che segna, subisce il fallo e andrà in lunetta con il libero supplementare. Subito giocata importante di Mauro Graviano dietro schiene, poi penetrazione usando la mano sinistra, realizza il playmaker del sustento. 43-37 quello appena realizzato, è il punto numero 4 della partita di Graviano. Libero supplementare a segno per il play del sustento, meno 5 Pirati sul 43-38. Coceli Antonio in panchina guarda verso i propri giocatori, sembra sul punto di eseguire un cambio. Qui Paleari si apre per la ricezione, non gli dà palle invece Bartoli che vuole fare tutto da solo. Buona qui la difesa di Scodavolpe, allora Tortù che prova a giocare l'1 contro 1 con Samoggia che lo cancella letteralmente cacciando il pallone oltre la linea di fondo. Iniziativa personale di Tortù, ma Samoggia ha difeso come meglio non avrebbe potuto, rimessa dal fondo per Ferrarese. Bartoli prova a smarcarsi, beffa la difesa, ma c'è ancora una stoppata da parte di Trionfo che gli blocca il pallone in mano praticamente. E poi chiamata la palla contesa, la regola del possesso alternato premia il sustento che ora potrà eseguire la rimessa dal fondo. Villani ha già servito Graviano, 9 minuti ancora da giocare nel corso del terzo quarto. 43-38, inseguono 5 lunghezze i Pirati, consegnato per Scodavolpe, cambia mano contro Paleari, ottimo lo scarico per Trionfo che va su forte ma non trova la precisione. Ferrarese corre, mano sinistra, qui è evidente il fallo da parte di Villani che cercava di impedire un canestro facile al suo avversario. Allora potrà andare a tirare dalla lunetta Simone Ferrarese, poi in ombra nel corso di questa partita, 4 punti per lui che è il secondo miglior realizzatore di squadra dell'Urania con 15,1 di media, tira i liberi con l'85%. Simone Ferrarese segna il primo, giocatore milanese cresciuto nel settore giovanile dell'Olimpia, con cui ha debuttato anche in A1 nel corso di un match contro la Fortitudo Bologna, giocato a Treviglio, Lumezzane, Verona, Castelletto Ticino e poi approdato a Orzinuovi, dove proprio in una partita contro l'Urania ha stabilito il suo career high, pensate, ben 40 punti. Poi Villani intanto per il sustento, servito in angolo Graviano, sfortunato con il tiro da 3 punti. Qui il playmaker del sustento, 45-38 il punteggio. Qui Ghiacci provava a servire Paleari, l'ultimo tocco è stato di un giocatore dell'Accademia. Allora rimessa dal fondo per l'Urania, 8-23, 17 secondi per il tiro della squadra milanese, con Paleari che è pronto a eseguire la rimessa. La finta di Paleari che poi decide di servire Ferrarese, coppiato con Villani, esce Bartoli, invece è preso in consegna da Scodavolpe. Poi il ribaltamento per Ghiacci che mette palla per terra contro Graviano, tiene bene Graviano, poi lo step back, il tiro corto di Ghiacci, gran rimbalzo da parte di Paleari che mette palla per terra rischiando la persa, là in mezzo a una selva di maglie bianche, recupera Scodavolpe che si trova il pallone in mano, poi in transizione Trionfo non se la sente di prendere il tiro da 3 punti, fa bene in questa circostanza. Qui cambio di mano bruciante da parte di Graviano, in ritardo evidentissimo Ghiacci che viene sanzionato col fallo personale.
Teste di Ghiacci, ma il fallo sembrava esserci in questa circostanza. Graviano lo aveva preso d'anticipo, tanto rimessa dal lato eseguita da Scodavolpe. Ancora Scodavolpe sul perimetro, Samoggia accoppiato con Paleari, vediamo se lo attacca dal palleggio, lo attacca e lo batte, si prende l'arresto e tiro e lo manda a segno Giuliano Samoggia. Interessantissimo ora il suo duello con Paleari, ancora -5 Accademia sul 45-40. Ghiacci lontano da canestro, palla dentro per la ricezione profonda di Paleari, tiene benissimo Trionfo che gli chiude la strada, fuori Tortù, si prende la tripla, secondo ferro, rimbalzo di Scodavolpe, gran difesa qui da parte del Sustentu che ora prova a scatenare la transizione, giro dorsale di Samoggia che cerca l'equilibrio per il tiro e lo realizza Giuliano Samoggia. -3 Sustentu, chiama raccolta il pubblico, ora il Sustentu che cerca l'affondo, ora Ferrarese a lavorare sul blocco di Tortù, la partenza in palleggio di Ghiacci, la chiusura di Villani, c'è lo sfondamento su Villani. Il Palamellano ora è una bolgia, tutti in piedi ad applaudire questo sforzo difensivo da parte dei Pirati che ora sono sul -3, 45-42. Interruzione della partita a braccio tra coach Sassaro e Fabio Villani, leader dal punto di vista difensivo del Sustentu. Qui si è andato a prendere lo sfondamento con coraggio chiudendo la linea di fondo e allora sale ancora il livello dei decibel al Palamellano con Sustentu in attacco, lo scarico di Scodavolpe per Trionfo, stavolta chiuso, riparte l'Urania ora con Motta che è tornato in campo, il ritorno da parte di Villani che lo costringe a indietreggiare, chiama lo schema corna Motta, Paleari è pronto a bloccare, blocca anche Tortù, mano sinistra ora per Motta, lo step back, gran difesa ancora di Villani, poi Samoggia che non può nulla contro questa grande iniziativa da parte di Tortù. Morbidissimo il suo appoggio con la mano mancina, +5 Urania, 47-42, si va ancora per la ricezione profonda di Trionfo che trova l'equilibrio per il tiro vincente con la mano mancina. La partita ora sta diventando incandescente e Trionfo protesta perché voleva un fallo al momento del tiro. Ferrarese dentro, è il più rapido di tutti, sbaglia, Paleari tiene vivo e l'arbitro, la coppia arbitrale, decide di assegnare il possesso all'Urania che dunque potrà attaccare con 12 secondi sul cronometro dell'azione, 6 minuti e 4 secondi invece per chiudere il terzo quarto. C'è un giocatore dell'Urania che è rimasto a terra, dovrebbe trattarsi di Ferrarese che si tiene un ginocchio dolorante a terra. Simone Ferrarese che però può riprendere il gioco, nulla di grave, almeno così sembra per lui, che ora dialoga con la sua panchina e chiede il cambio. Dovrà uscire Ferrarese che zoppica in maniera vistosa. Ha chiesto il cambio e verrà sostituito da Restelli. Va in panchina allora Ferrarese, 6 punti fino a questo momento nella sua partita, abbastanza sottotono quest'oggi, uno dei migliori giocatori dell'Urania. Qui la palla fuori per Restelli e poi si va da Motta che si prende il tiro da 3 punti, secondo ferro. Paleari ancora in agguato pure su questo rimbalzo, dall'altra parte Scodavolpe va dentro, in ritardo la difesa qui da parte del nuovo entrato Restelli che va a commettere il fallo. 2 liberi per Dario Scodavolpe. Coach Eli Antonio ancora una volta è molto arrabbiato per questo fischio arbitrale, qui va a parlare con Scodavolpe. Interessante il dialogo tra i due, anche perché coach Eli Antonio in prima persona aveva cercato nel corso dei mesi scorsi Dario Scodavolpe per cercare di portarlo all'Urania Milano, ma aveva già preso accordi con il Sustentu, il giocatore nativo di Latina, che poi ha mantenuto fede alla parola data alla dirigenza bianco-blu. È approdato in Sardegna, qui a segno col primo libero. Silenzio del Palamellano, Scodavolpe in lunetta, 2 su 2 per lui, -1, 4-7, 4-6 in favore di chi attacca. Il pallone che viene ora gestito da Motta per l'Urania Milano, riceve il consegnato da Tortù, preso in consegna poi da Villani che lavora sul blocco in ritmo per il tiro da 3. Bartoli, primo ferro, rimbalzo conquistato da Graviano che usa il fisico per tagliare fuori Restelli, va dentro Graviano, si incaponisce un po' troppo ma Samoggia tiene vivo, ancora Samoggia da terra con un miracolo, serve Scodavolpe, poi linea di fondo di Graviano, il ritmo Trionfo che prende l'arresto e tiro. Trionfo, secondo ferro, rimbalzo di Scodavolpe, ancora un arresto e tiro, fallo evidentissimo da parte di Restelli, fischio arbitrale tecnico
per coach Eliantonio, che era andato a protestare anche in occasione di un fallo assolutamente evidente, come accaduto nell'ultima circostanza. Tecnico per il coach dell'Urania Milano, e allora il sustentu con Dario Scodavolpe per cercare per la prima volta in questa partita la testa dell'incontro. Scodavolpe in lunetta, il primo libero sbagliato, parte del giocatore in canotta numero 1 fino a questo momento a segno con 6 punti. Ancora una chance per lui col sustentu che avrà a disposizione poi anche il possesso aggiuntivo. Allora arriva la parità, quota 47, cambio, anzi prima dalla sostituzione ci sarà un time out chiamato da coach Riccardo Eliantonio, tecnico dell'Urania Milano. 5:19 al termine del terzo quarto, la situazione è di perfetta parità, 47-47. Ancora Dario Scodavolpe in lunetta, segna il terzo dei 3 liberi a sua disposizione. Allora il sustentu è avanti per la prima volta sul 48-47, ma come preannunciato in precedenza prima della ripresa del gioco c'è da eseguire un cambio. Esce Restelli e torna sul parquet Lagana. Sembra pronto anche Pilo invece nelle fila del sustentu, vedremo se entrerà il giocatore sassarese. Intanto il gioco che riprende, possesso aggiuntivo per il sustentu. Scodavolpe si fa vedere in uscita dai blocchi, mano sinistra per Scodavolpe, il gioco a 2 con Samoggia, subito raddoppiato, gran giro dorsale di Samoggia, ed era importante anche il passaggio per Graviano, che però non ha trovato fortuna col tiro in allontanamento. Recupera Milano dall'altra parte con il pallone che Paleari fa circolare per Motta, ancora Paleari che taglia fuori Scodavolpe usando il fisico. Usa tutto il mestiere ed è tanto di cui può disporre Andrea Paleari per indurre Scodavolpe a commettere il fallo. È solamente il primo nella partita dell'ex giocatore di Rieti, e allora rimessa dal fondo per l'Urania. Terzo fallo di squadra del sustentu nel corso del terzo quarto. Dall'altra parte l'Urania ha già speso il bonus. Motta con la ricezione in punta, poi Trionfo che accetta il cambio difensivo. Gorla fa circolare per Lagana, la finta di Lagana, e Paleari ancora in post basso. Qui il mismatch con Villani. Gorla rischia l'infrazione di passi, riesce a dare in angolo per Motta col tiro da 3 punti. Gran lavoro qui di Villani col tagliafuori, smanaccia il pallone, ed è una giocata importantissima questa del capitano del sustentu. Samoggia da 3, sfortunato Trionfo a rimbalzo, riesce a toccare ma non a controllare. Allora Paleari dall'altra parte, si gioca a ritmo altissimo. Ora Bartoli fuori per Lagana, schema corna ancora per Milano, tripla presa da Lagana. Primo ferro, sta sporcando notevolmente le proprie percentuali Milano nel corso di questo terzo quarto, percentuali che erano state altissime, anche troppo nel corso del primo tempo. Ora il sustentu che attacca con Graviano, poi Villani che attende l'uscita dei blocchi di Scodavolpe. Si va invece da Trionfo che ha tantissimo spazio per la tripla, che non viene però realizzata da parte dell'ex giocatore tra le altre di Cassino. Aveva tantissimo spazio e sarebbe stato un canestro fondamentale. Sustentu che comunque è ancora avanti sul 48-47. Qui Motta fuori per Paleari. Paleari vuole ragionare, sceglie di andare da Bartoli. La partenza in palleggio di Bartoli, forte con la mano destra. Poi Gorla, ancora una finta e l'arresto e tiro da parte di Gorla allo scadere dei 24. Qui Trionfo strappa il pallone, viene poi scaraventato a terra, nulla da ravvisare per gli arbitri. Villani riesce a scaricare all'indirizzo di Graviano. Graviano che vuole lavorare, spalle a canestro contro Lagana, in avvicinamento ancora Graviano, ancora usa il fisico Graviano che non riesce però a coordinarsi bene con il tiro in reverse. Dall'altra parte Gorla ancora per Lagana, mano sinistra per Lagana, il pallone che viene poi stoppato con un piede praticamente da Samoggia. Allora interruzione da parte della coppia arbitrale, c'è anche un cambio per il sustentu con Elia che è pronto a tornare in campo. Trionfo intanto ha qualche problemino alla mano. Il pallone viene assegnato all'Urania. C'è un'interruzione del gioco da parte degli arbitri, non si sa bene cosa fare di questo pallone. Cerchiamo di capire qual è stato il fischio arbitrale. Probabilmente è arrivato un tecnico, nel frastuono generale non ce ne siamo
fallo fischiato ai danni di Mauro Graviano ed è il quarto della sua partita, allora deve uscire. Viene segnalato in questo momento il quarto fallo di Mauro Graviano, che allora lascia il parquet, torna in campo invece Mirko Pilo con la canotta numero 8, 3 minuti 1 secondo al termine del terzo quarto, parità nuovamente al Palamellano, quota 48, Bartoli contro Scodavolpe, poi si va dentro come sempre da Paleari. Qui Samoggia cerca di tenere il suo giro sul perno, ci riesce in qualche modo aiutandosi anche col mestiere. Elia dall'altra parte per Scodavolpe che ora vuole un po' rallentare, vuole un po' ragionare, va in mezzo alle gambe, ha un mismatch con Paleari che sta tenendo bene però il cambio difensivo da 3, Scodavolpe, Dario Fox, Scodavolpe, il sustento è di nuovo avanti, 51-48 ora il punteggio, 2:20 per chiudere il terzo quarto. Paleari in post basso, ancora una partenza sontuosa contro Samoggia, poi in angolo Bartoli da 3, errore, arriva ovunque Paleari che riesce a tener lì anche questo pallone, la finta col piede perno, ancora un errore però per Andrea Paleari che non sta trovando le percentuali che aveva tenuto nel corso del primo tempo. Si alza dalla panchina Tommaso Ingrosso che presumibilmente entrerà in campo per cercare di farlo respirare un po'. Scodavolpe qui tiene forse troppo il pallone, si va poi da Samoggia, rischia la palla persa che poi arriva con Bartoli che lancia il contropiede di Paleari. 2 facili per il giocatore in canotta numero 11, -1 Urania, 51-50 il punteggio in favore di chi attacca, 1:30 per chiudere il terzo quarto di gioco. Elia dal palleggio, preso in consegna da Bartoli, il blocco di Samoggia, poi Villani, la finta, la partenza in palleggio di Villani che deraglia però col pallone in mano, non c'è il fallo secondo gli arbitri, protesta Villani, protesta anche Samoggia, avrebbero voluto un fischio arbitrale a favore, i pirati non lo ottengono e allora l'Urania può tornare dall'altra parte con il pallone del possibile controsorpasso, mentre è arrivato il cambio tra Ingrosso e Paleari. Pallone ora gestito da Laganà, Pilo va a cercare palla, è bravo però col cambio di mano Laganà, chiamato lo schema a testa ora nell'attacco dell'Urania. Bartoli riceve in uscita dai blocchi, attende dall'altra parte l'arrivo di Motta, l'uso del braccio esterno per crearsi lo spazio per il tiro. Gran canestro qui da parte di Matteo Motta, giocatore arrivato, come detto, stagione in corso nelle fila dell'Urania. Prima parte di stagione è stato protagonista invece con la maglia dell'Enic Pino Dragons Firenze. Tanto il sustento con Villani, poi Samoggia in ritardo, Gorla qui sul primo passo di Samoggia, fallo del giocatore in canotta numero 3, è pronto il cambio, rientrerà in campo Romeo Trionfo per il sustento, esce Villani, applaudito giustamente dal pubblico perché è stato importantissimo dal punto di vista difensivo nel corso di questo terzo quarto. Fabio Villani, 52-51, +1 Urania, Giuliano Samoggia in lunetta. Ora sono 15 i punti di Samoggia con 7 rimbalzi, cifre importanti anche quest'oggi per il giocatore sassarese che ora cerca la concentrazione per il primo libero realizzato. Ancora situazione di parità al Palamellano, 52-52, Samoggia ancora in lunetta e anche il secondo va dentro per Giuliano Samoggia. Sustentu che mette ancora la testa avanti sul 53-52, 17 personali per Samoggia. Bartoli attacca per Milano, l'uscita dei blocchi di Motta, taglio backdoor contro Elia, un pizzico in ritardo dall'altra parte, fischio arbitrale, fallo di Scodavolpe su Bartoli. Bartoli che poi va un po' a beccarsi con Scodavolpe, ci sono un po' di scintille ora con i due che però riescono a mantenere la calma. Anche Elia ora che parla con Laganà, tutto pronto per l'esecuzione dalla lunetta da parte di Bartoli. Bartoli che in questa partita ha mandato a segno 3 punti, diventano 4 con questo libero che danza sul ferro, poi decide di entrare, 1 su 3 da 3, queste le cifre di Bartoli, e 2 su 2 dalla lunetta, 5 punti complessivi. Cambio, tornerà Tortù sul parquet ed esce proprio Motta che ferma a quota 12 punti.
in questo match. 26 secondi per chiudere il terzo quarto, 54-53 il punteggio in favore dell'Urania, che ora difende. Può attaccare fino in fondo, anzi no, il sustento, c'è una discrepanza di circa 3 secondi tra il cronometro del terzo quarto e il cronometro dell'azione. Elia, il palleggio di Elia, il tiro da 3 punti, sfortunato Elia, il palamellano era pronto a venire giù, allora Gorla si prende la preghiera allo scadere del terzo quarto, per poco non la manda a segno il pallone, scheggia il ferro e allora dopo 30 minuti di gioco davanti c'è ancora l'Urania Milano, ma di un solo punto, 54-53 il punteggio. Inizia l'ultimo quarto qui, Samoggia tenta l'anticipo, l'ultimo a toccare lui. Ultimo quarto, vede l'Urania ancora avanti di un punto, 54-53 il punteggio. Graviano trionfo, Elia, Samoggia e Pilo per il sustento. Dall'altra parte Motta, Tortù, Ingrosso, Ferrarese e Laganà. Il tiro ora lo manda a segno Motta, 14esimo punto della sua partita, più 3 Milano, 5-6, 5-3 Graviano per trionfo. Poi ancora Graviano che attende uscita dai blocchi di Mirko Pilo, mano sinistra per Pilo, accoppiato con Laganà, va da trionfo, preso in consegna invece da Tortulo, batte dal palleggio trionfo, tripla per Samoggia, lunghissima però Ferrarese recupera il rimbalzo e imbastisce una nuova trama d'attacco per l'Urania. Il blocco di Ingrosso, Ferrarese in mezzo alle gambe, mano sinistra per Ferrarese che va per la ricezione in post medio di Ingrosso, accoppiato con Elia. Elia va a cercare palla, commette fallo in maniera abbastanza evidente in questo caso. Trovato sì il pallone, ma ha trovato anche le mani di Ingrosso, che tra andare in lunetta con 2 liberi. Tommaso Ingrosso, 4 punti con 2 rimbalzi nel corso della sua partita, a dispetto dei pochi capelli, è solo classe 92 Tommaso Ingrosso, dunque ancora molto giovane. Ha sbagliato il primo tiro a cronometro fermo, si rimane sul 5-6, 5-3 che diventa 5-7, 5-3, ora più 4 Urania in virtù di questo canestro realizzato dalla lunetta da parte di Tommaso Ingrosso. Qui trionfo che va a cercare dentro Samoggia, va su forte contro 2 avversari, toccato sul braccio al momento del tiro Giuliano Samoggia, anche per lui ci saranno 2 liberi. Andiamo a dare un'occhiata ancora una volta anche alle cifre di Giuliano Samoggia, 17 punti per lui, 3 su 4 da 2, 2 su 4 da 3, 5 su 5 ai liberi, 6 rimbalzi difensivi, 1 offensivo, sono 7 in totale per lui. Qui sbaglia, prima conclusione a cronometro fermo Giuliano Samoggia, miglior realizzatore di squadra del Sustentu con 18 di media e miglior realizzatore anche in questa partita, ora sempre con 18 dopo questo libero realizzato. 5-7, 5-4, palla in mano per l'Urania che è in vantaggio di 3 lunghezze. Tortù va fuori da Ingrosso, su di lui c'è Giuliano Samoggia, sale Laganà che riceve il passaggio consegnato, ancora frastuono al palamellano. Ferrarese in ritmo per il tiro da 3 punti a segno, attacco ottimamente eseguito qui da parte dell'Urania, messo in ritmo, armata la mano di Simone Ferrarese, a segno per il canestro del più 6, 60-54. Qui Samoggia in anticipo e in vantaggio rispetto a Ingrosso, non trova però fortuna con il tiro in allontanamento, un po' spenta ora la verve del Sustentu anche dal punto di vista difensivo. Qui perso Ferrarese che sbaglia e grazia il Sustentu si era colpevolmente fatto trovare impreparato in questa situazione. Pronto un cambio, vedremo chi sarà a uscire per far posto a Davide Varrone che sta per tornare in campo. 8-21 per chiudere il match, davanti c'è l'Urania sul 60-54 e questo il punteggio. Le ultime indicazioni per Varrone che entra in campo al posto di Giuliano Samoggia. Va a riposare dunque il giocatore in canotta numero 21, mentre il gioco riprende. Il Sustentu alla palla in mano, Graviano attende trionfo, poi palla per Pilo, ancora trionfo che qui va a cercare Graviano, rischia la palla persa il Sustentu che ha 10 secondi per trovare un tiro. Qui lo scarico di Graviano per Varrone, palla deviata da Motta, rimessa dal fondo per i Pirati, 7 secondi per trovare una soluzione là sotto. Il pallone ora a Nicola Elia, sarà lui a eseguire la rimessa dal fondo. Le indicazioni qui da parte di Graviano per l'esecuzione dello schema
si cercava proprio il playmaker là sotto che cercava di prendere d'anticipo Motta, palla deviata e ancora rimessa dal fondo, riciclato il cronometro, ora tornato a 14 secondi per il tiro del sustento dopo il tocco di piede da parte della difesa dell'Urania. Qui trionfo fuori per Graviano, battezzato da 3, Mauro Graviano, 56 per il sustento, allora da 2 punti la conclusione di Mauro Graviano, ma quel che importa è che il tiro del play classe 89 del sustento sia andato a segno per il -4, 60-56 in angolo. Ora c'è Lagana e palla persa dall'Urania, il sustento che è tornato a fare la voce grossa in zona difensiva e i risultati si sono visti subito. Palla persa Urania, 7:40 per chiudere il match, palla in mano per i Pirati che ora si affidano a Nicola Elia, miglior marcatore della partita d'andata con 17 punti a referto. Partita d'andata che vide il sustento ottenere la prima storica vittoria in Serie B al termine di una partita molto sofferta. Qui trionfo, si deve inventare qualcosa contro Tortù, alza la parabola, va a segno Romeo Trionfo, -2, 60-58. Che partita di Romeo Trionfo, 18 punti personali. Intanto Motta qui ci mette una mano di troppo, Elia qui finisce per terra dopo uno sgambetto fortuito. Motta che ha qualcosa da dire al suo avversario Nicola Elia in questa circostanza. Fallo da parte del giocatore classe 1976 del Sustentu. Ora va a parlare un po' ancora con Motta, tanto è arrivato un cambio per l'Urania con Ghiacci che è tornato sul parquet. Ghiacci finora a segno con 2 punti in questa partita. Intanto storie tese tra l'arbitro Ghiacci e ora Ghiacci che va a parlare col signor Barilani in favore di Camera. È arrivato un fischio arbitrale. E cerchiamo di sentire anche il dialogo tra Ghiacci, Bartoli e il signor Barilani, cercare di capire un po' quale sia la situazione. Tanto Villani è pronto a tornare sul parquet. Due liberi senza giocatori a rimbalzo e allora è arrivata presumibilmente una sanzione, un fallo antisportivo. Primo libero realizzato da Motta. Secondo non va a segno, 61-58 in favore dell'Urania, che ora ha anche a disposizione il possesso aggiuntivo con Bartoli che va a eseguire la rimessa. Ferrarese riceve il pallone, Graviano in campo nonostante i 4 falli, va a prenderlo in consegna. Ingrosso la partenza in palleggio, è più rapido di Varrone, ma qui legge bene la linea di passaggio Pilo. Gran recupero dell'ex giocatore del Sant'Orsola. Dall'altra parte Trionfo si addormenta sul pallone, poi ingenuità da parte del Sustentu che spende in maniera evitabile un fallo antisportivo piuttosto netto. Qui permette all'Urania ancora di respirare. 2 liberi, più possesso e ancora Motta sul pallone, sulla linea della carità. Motta 15 punti, 5 su 6 da 2, grandi percentuali per lui. Da 16 personali, 1 su 4 da 3, 3 su 4 ai liberi. 6-2, 5-8 più 4 Urania. Sta cercando di approfittare di qualche ingenuità in zona d'attacco da parte del Sustentu per riprendere un po' il controllo emotivo nella partita, per riprendere un po' in mano l'inerzia. Più 5, 63-58, Bartoli a eseguire la rimessa. Ora Motta a cercare Ingrosso, consegnato ancora per Motta che spara la tripla in maniera, a dire il vero, abbastanza frettolosa. Graviano corre dall'altra parte, Villani, lo scarico ottimo per Varrone che sbaglia da sotto canestro. Davide Varrone, sarebbero stati 2 punti di fondamentale importanza. Qui Ingrosso, gran palla dentro per Motta, il tocco sul braccio da parte di Pilo, fallo e altro viaggio in lunetta per Motta. E ha speso il bonus molto presto il Sustentu. 6-27, ci sono già liberi per Motta. Esce Varrone che ha sporcato un po' una partita molto generosa nel corso del primo tempo con un errore da sotto
abbastanza sanguinoso in precedenza. Allora ancora Motta in lunetta per Milano, prova a disturbarlo il pubblico del Palamellano, non ci riesce, implacabile Motta dalla lunetta, 18 personali per lui. Ancora Motta che è pronto in lunetta per il secondo libero, sbaglia il secondo, Motta più 6 Milano, questa è la situazione, 6-4, 5-8 il Sustentu, cerca di produrre ancora l'ennesimo sforzo per riportare la partita in totale equilibrio. Qui un paio di giocatori si aggrappano alle braccia di Graviano che cercava di andare dentro in penetrazione, trova il fallo, il play cresciuto nel settore giovanile della scuola basket Cagliari. Esce Pilo intanto e torna in campo Skoda Volpe per il Sustentu, tanto 4 personali anche per Bartoli nelle fila dell'Urania. Ora coach Eli Antonio va a parlare con Motta, va a redarguirlo col suo giocatore di fiducia Motta. Primo libero realizzato intanto da Graviano, libero importante col Sustentu che si riaffaccia sul -5, 6-4, 5-9, 6-14 per chiudere il match. Ora diventa -4, 64-60. Ferrarese in attacco ora per Milano. Ghiacci sulla pressione di trionfo, ora c'è Ingrosso, dall'altra parte esce ancora Ferrarese che riceve il passaggio consegnato, cerca la ricezione profonda Ingrosso, il pallone poi in angolo per Bartoli, lo scarico per Ghiacci, extra pass e poi ancora Ghiacci che non può rifiutare il tiro, lo manda a segno Andrea Ghiacci, qui non contestata la sua tripla, ha realizzato Ghiacci il canestro del +7, rischia di essere un canestro pesante da gestire dal punto di vista psicologico. Questo per il Sustentu. Skoda Volpe dall'altra parte sceglie di andare dalle parti di Romeo Trionfo, poi Graviano con la mano sinistra si smarca Samoggia che riceve il pallone, accoppiamento con Ingrosso, pallone fuori per Trionfo, c'è un tocco di troppo sul braccio di Giuliano Samoggia, fallo della difesa da parte della difesa dell'Urania, da parte di Ingrosso nella circostanza, e allora rimessa dal fondo per il Sustentu, secondo fallo di squadra nel corso dell'ultimo quarto per l'Urania. Skoda Volpe è pronto sul punto di battuta, 5-26 per chiudere l'ultimo quarto di gioco, cui pescato molto bene sulla rimessa Meo Trionfo, altri 2 per lui e allora sono 20 totali nella sua partita. Trionfo che supera Giuliano Samoggia in testa dal punto di vista realizzativo per il Sustentu. Qui fallo in attacco per l'Urania, il Sustentu trova allora ancora fiducia in questa partita, quinto fallo di Ghiacci, prova abbastanza incolore per l'ex giocatore della Juve Caserta, qui torna in panchina inviperito contro gli arbitri colpevoli a suo dire di averlo maltrattato. Conclude la sua partita Ghiacci con 5 punti, 0 su 1 da 2, 1 su 3 da 3, 2 su 4 ai liberi, 0 rimbalzi, 2 palle perse. Queste le cifre di Ghiacci in 17 minuti e mezzo di impiego. Skoda Volpe, la partenza in palleggio, e Bartoli che ci mette un braccio di troppo. Bartoli che aveva qualche problema di falli, se non abbiamo visto male in precedenza, è così, infatti è il quinto anche per Bartoli che ha rifilato una gomitata probabilmente involontaria, anzi sicuramente involontaria, a Skoda Volpe in precedenza, almeno così è sembrato. Questa gomitata però, volontaria o involontaria che sia, ha provocato probabilmente una ferita al capo anche abbastanza purtroppo profonda sul viso, sulla fronte sembra, di Dario Skoda Volpe, che è costretto a farsi medicare dallo staff del Sustentu. Bartoli che finisce dunque la sua partita con questa gomitata, cioè sembrata involontaria. 5 punti per Bartoli, così come Ingrosso, così come Ghiacci, scusate, finisce dunque così la sua partita. C'è da asciugare il campo perché Skoda Volpe ha perso sangue in quella zona e allora ci sarà da eseguire anche un cambio con Mirko Pilo che ha già preso posto sul parquet. Ora vedremo se lo staff medico del Sustentu riuscirà a compiere il miracolo di suturare la ferita piuttosto profonda che Skoda Volpe si è procurato.
renderlo disponibile per il finale di partita sarebbe davvero molto molto importante per il Sustento averlo a disposizione nella rush finale del match. 5 minuti al termine e 5 sono anche l'vantaggio dell'Urania Milano sul Sustentus Estus. 6-7, 6-2. Mirko Pilo dalla lunetta. Pilo che è un tiratore, non sta trovando grossa fortuna dalla lunetta, però nel corso di questa stagione solo 59% ai liberi. Spetteranno a lui i liberi che sarebbero dovuti essere di Scolavolpe. Intanto Ferrarese e Villani discutono, con Villani che ha fatto tanto nel corso di questa partita, deve anche preoccuparsi di andare a pulire il parquet dalle macchie di sangue lasciate da Scolavolpe. Ferrarese ora ancora qualcosa da dire, c'è anche Paleari nella zona delle operazioni, il parquet che presenta probabilmente ancora qualche macchia di sangue, ancora sporco, c'è bisogno di pulire forse in maniera più accurata. Intanto è arrivato un turbante sul capo di Scolavolpe che sarà presumibilmente molto presto pronto a tornare in campo, non ha grossi problemi a parte la ferita che Bartoli gli ha procurato con la gomitata in precedenza. Allora non è riuscito Bartoli a mettere KO Dario Scolavolpe, che è già pronto sul cubo dei cambi, guerriero del Sustentu. Gioco che rimane fermo e Fabio Villani ha terminato di pulire il parquet. Prova generosa la sua, allora non solo dal punto di vista tecnico ha risolto anche questo problema il capitano del Sustentu. Allora è tutto pronto per i due liberi, per Mirko Pilo. Dentro il primo, 6-7, 6-3. E ancora Pilo dalla lunetta, non ha segnato tanto nel corso di questa partita Pilo, sì, questo è il primo punto e questo è il secondo della sua partita. 2 su 2 importantissimo per Pilo e Sustentu che si riaffaccia sul meno 3, 6-7, 6-4 il punteggio. Restelli lontano da canestro, la difesa di Mirko Pilo, poi sale Paleari per bloccare, Restelli lavora sul blocco, il consegnato d'ingrosso per Ferrarese, ancora Ferrarese con la mano sinistra si crea lo spazio per il tiro cadendo all'indietro. Gran giocata qui da parte di Ferrarese, freddissimo a leggere anche il cambio difensivo favorevole con Samoggia che era andato a prenderlo e a lasciargli gioco forza un po' di spazio. 6-9, 6-4, 2 punti per Ferrarese. Qui Villani sceglie di andare da trionfo, la tripla di trionfo, primo ferro, qui forse un po' affrettato il tiro da parte del giocatore pugliese. Allora dall'altra parte l'Urania per cercare un nuovo strappo, la spinta di Motta su Villani che riesce comunque a tenerlo, ingrosso dentro da Paleari contro Samoggia, prova a usare il fisico Paleari, giro sul perno, la stoppata di Samoggia che non è regolare secondo gli arbitri, fallo del giocatore in canotta numero 21 che ride amaro. Vedremo quale sarà la paletta alzata dagli ufficiali di campo. Samoggia che ora ha 3 falli, si è gestito bene nel corso del secondo tempo. Intanto torna Dario Scolavolpe con questo turbante di cui vi avevamo già parlato in precedenza, subito suturata la ferita sulla fronte. Paleari in lunetta, sbaglia il primo Andrea Paleari nel frastuono del Palamellano. Paleari ancora una chance per lui, 15 punti nella sua partita, cerca la concentrazione Paleari che sbaglia anche il secondo. E allora rimbalzo per Graviano, il Sustentu ha ancora energia. Scolavolpe dall'altra parte, Samoggia e poi Villani, possesso prezioso questo per il Sustentu, in mezzo alle gambe Graviano, il blocco di Samoggia, si apre poi per il pick and pop Samoggia. C'è un fallo su Graviano che dunque potrà andare a tirare. Milano che ha speso il bonus, si guarda le braccia, Graviano presentano i segni della lotta e delle tante botte prese anche nel corso di questa partita. Libero realizzato da Graviano, meno 4 ora, 6-9, 6-5, 3-50 al termine della partita. Graviano fa 2 su 2, importante dalla lunetta. Mauro Graviano, non uno specialista dalla linea della carità, ma qui ha trovato la freddezza necessaria per mandare a segno i due liberi del meno 3, 6-9, 6-6. Il blocco di Ingrosso su Graviano, ancora Ingrosso a bloccare per Ferrarese. Paleari fuori dall'arco,
sceglie di andare da Motta, la finta di Motta, la difesa di Trionfo, il cambio di Villani contro Paleari, poi il tiro da 3 punti sbagliato, Trionfo strappa il pallone. Che giocata qui di Trionfo, di intensità, di rabbia, di foga agonistica. Dall'altra parte Scodavolpe, frana per terra Restelli, Samoggia vuole palla, lavora dal palleggio, Samoggia segna con il fallo, Giuliano Samoggia. 6-9 per l'Urania Milano e il Sustentu che ora è di nuovo lì con il potenziale gioco da 3 punti di Giuliano Samoggia. -1, 6-9, 6-8, 3-13 per chiudere il match. Questa azione è nata da un recupero importantissimo di Romeo Trionfo che ha strappato in maniera impressionante quel pallone. Poi dall'altra parte c'è voluto il talento di Giuliano Samoggia che ha sbagliato il libero, tap out di Trionfo, non riesce a controllare poi Samoggia, Ferrarese una scheggia dall'altra parte, qui è arrivata la stoppata al tabellone di Graviano, fallosa però per il play del Sustentu e poi ingenuità di Trionfo che va a beccarsi un tecnico nel momento meno opportuno della partita. Non era il caso probabilmente di parlare e di rischiare, anche soltanto rischiare un fallo tecnico a questo punto della partita. 6-9, 6-8 il punteggio in favore dell'Urania. 3 minuti e 8 secondi al termine, tecnico per Trionfo, intanto realizza il libero Ferrarese, ancora in lunetta Ferrarese, 2 su 2 per lui. I liberi a sua disposizione saranno 3 perché è arrivato poi ovviamente anche il tecnico al Trionfo. Intanto abbiamo perso per un istante la concentrazione perché la situazione anche sugli spalti del Palamellano si è fatta abbastanza incandescente, il pubblico è molto arrabbiato per la chiamata di fallo tecnico ai danni di Trionfo. Costa caro questa ingenuità a Sustentu, ora scivolato sotto nuovamente sul -4, 72 a 68. Qui Scodavolpe va a mettere tanta pressione sull'Haganà, chiamato lo schema da parte del giocatore calabrese. Poi Ferrarese sceglie dall'altra parte Motta, Villani va a cercare palla, Motta prova a prendere la linea di fondo, sfondamento di Motta che usa il braccio esterno, giocata difensiva da maestro di Romeo Trionfo che sta giocando una partita monumentale. 20 punti per lui, anzi sì, sono 20 per lui, 21 per Samoggia, ma quante giocate difensive di livello per Romeo Trionfo. 2:56 al termine, c'è ancora vita, c'è ancora speranza per il Sustentu che ora attacca con Graviano, chiamato lo schema 4 ora dal play del Sustentu. Trionfo contro Tortù, dall'altra parte riceve Villani, sale Scodavolpe, vuole andare dentro ma trova la strada ostruita, qui pescato Villani che era solo sotto canestro, è arrivata una deviazione da parte di Paleari nella circostanza e allora rimessa dal fondo per i Pirati. 10 secondi allo scadere del cronometro dei 24. Trionfo accoppiato con Tortù, consegnato per Scodavolpe, la finta e poi la partenza in palleggio di Scodavolpe che va dentro, appoggia al vetro, sfortunato qui Scodavolpe che era riuscito a tenere anche il contatto e a mandare per aria il tiro. Dall'altra parte Milano sopra di 4, palla in mano con Ferrarese. Trionfo qui accoppiato con Paleari, si lamenta Paleari, voleva un fallo, lamenta una difesa troppo fisica da parte del suo avversario, qui battezzato da 3 Paleari, primo ferro, non è un tiratore dalla lunga Paleari, recupera il rimbalzo Samoggia, Graviano dall'altra parte con spazio, il pallone dietro schiena per Trionfo, che palla di Mauro Graviano, 2 facili per Meo Trionfo, -2 Sustentu, 72 a 70. Ferrarese chiama lo schema, chiama vicino a sé anche l'Haganà che riceve il pallone, c'è Ferrarese che qui frana su Villani, il fallo però è del capitano del Sustentu, anzi è fallo in attacco probabilmente, ed è fallo di Tortù, dunque lontano dalla palla è arrivato il fischio arbitrale, non si capacita Tortù, proteste anche da parte di coach Eli Antonio, fatto sta che il Sustentu potrà tornare in zona d'attacco sul -2, 72 a 70, 1:48 al termine, time out in campo.
1:48 al termine, si torna a giocare, rimessa eseguita da Villani per Graviano. Scodavolpe esce dai blocchi, riceve il pallone, poi vuole palla in post basso, Samoggia lavora contro Paleari, spalle a canestro, Samoggia trova l'equilibrio per il tiro, secondo ferro, poi il rimbalzo di Paleari, gomiti larghi, riesce a servire la Ganà con il passaggio d'apertura, Tortù dall'altra parte, poi Paleari, il pallone poi congelato da Ferrarese, 13 secondi per il tiro di Milano, qui Motta preso in consegna da Villani, poi Paleari che rischia la palla persa che arriva, non riesce a tenere lì il pallone Andrea Paleari, e allora palla persa da Milano che rischia di essere sanguinosa, il sustento con in mano il pallone della possibile parità o addirittura del sorpasso, tutti in piedi ora il Palamellano, Graviano dal palleggio, chiamato già lo schema, la difesa sempre fisica su Scodavolpe e poi Trionfo che torna da Graviano, blocco di Villani per l'uscita di Samoggia contro Paleari, l'ennesima partenza in palleggio, tiro in fade away, a segno Giuliano Samoggia, parità a 72, Giuliano Samoggia si sta caricando sulle spalle l'attacco del Sustentu, ora siamo entrati nell'ultimo minuto di partita, Ferrarese alza la parabola, realizza gran mano qui e gran sensibilità di tocco Ferrarese, più 2 Milano, 7-4, 7-2, ancora schema 4 chiamato da Graviano, Samoggia per Villani, poi Scodavolpe in uscita dai blocchi, Scodavolpe vuole il gioco a 2 contro Samoggia, ora cerca di lavorare sul blocco dello stesso Samoggia, Scodavolpe che non trova spazio, lì deve andare da Trionfo, finta e poi partenza in palleggio, in ritardo Tortù, c'è il fischio arbitrale a 2 secondi dal termine del cronometro dei 24, ha pescato un jolly Meo Trionfo che ora avrà a disposizione 2 liberi di importanza capitale, fallo qui commesso da Tortù nella circostanza precedente ed è il quinto anche per Lorenzo Tortù che ora riceve gli improperi da parte del suo allenatore furente. Trionfo in lunetta segna il primo, -1 Sustentu, 74-73, ancora Trionfo, 2-2, parità ancora, glaciale dalla lunetta, Meo Trionfo, sono 23 nella sua partita e altro time out in campo. Ha fatto volare le lavagnette durante il time out coach Eli Antonio. Milano che attacca con 26 secondi sul cronometro, non potrà andare fino in fondo la formazione milanese. Graviano a mettere pressione su Ferrarese, si lavora probabilmente per una ricezione di Paleari. Ferrarese ora cambia idea, ancora insiste nel palleggio, il play dell'Urania che lavora col cronometro, blocco di Ingrosso, fallo in attacco, blocco irregolare di Ingrosso e il Sustentu che ora sul 74 pari avrà a disposizione il pallone della vittoria. Altro time out in campo, stavolta chiamato da coach Marco Sassaro che vuole disegnare la rimessa. 7 secondi, 2 decimi per prendere l'ultimo tiro. Samoggia in punta, prova a farsi vedere Villani, va dentro Samoggia, appoggia e segna Giuliano Samoggia, canestro della vittoria. 2 secondi, 2 decimi, anzi ancora da giocare. Giuliano Samoggia, che giocata, è andato su, spinto da tutto il pubblico del Palamellano a realizzare il canestro del +2, 7-6, 7-4 scusate, e Samoggia che avrà a disposizione anche il libero supplementare a questo punto importantissimo. Non è ancora finita però, contrariamente a quanto detto in precedenza, perché ci sono ancora 2 secondi e 2 decimi, così segna il cronometro e allora sarà spazio poi anche per una possibile reazione da parte dell'Urania. Tanto qualche problema là a fondo campo, era tutto pronto per il libero supplementare di Giuliano Samoggia che sbaglia apposta il libero supplementare, finisce qui, terza vittoria consecutiva del Sustentu Sestu che batte l'Urania Milano
per 76-74. I Pirati ora non sono più ultimi nel campionato di Serie B, lasciata Iseo a quota 10 ed è la vittoria in campionato numero 6 per il Sustentu, che quest'oggi tira un grosso sospiro di sollievo con il canestro vincente nel finale a opera di Giuliano Samoggia. Una partita questa intensissima, bellissima, che protagonisti, siamo certi, ricorderanno a lungo. Prima di chiudere, uno sguardo alle statistiche. Miglior giocatore dal punto di vista realizzativo dell'incontro, Giuliano Samoggia con 25 punti, 6 su 9 da 2, 2 su 4 da 3, 7 su 9 ai liberi, 9 rimbalzi complessivi alle sue spalle. Monumentale Romeo Trionfo con 23 punti, ma tante giocate difensive di gran livello. Non possiamo non citare anche Villani, Graviano, sono stati davvero tanti. Anche Scodavolpe, i protagonisti di questa vittoria del Sustentu. Milano che lascia le penne contro l'Accademia, così come era successo nella gara d'andata. Grande impatto di Paleari, soprattutto nel primo tempo, che chiude però a quota 15 punti. Miglior realizzatore per la squadra di coach Eli Antoni è stato invece Matteo Motta con 18 punti, 16 invece per Simone Ferrarese. E ora arriva l'urlo di battaglia dei Pirati, che conquistano con merito la terza vittoria consecutiva nel campionato di Serie B e ora più che mai credono nella salvezza. Questa partita allunga una striscia di, come dire, di buon umore, di fiducia e di un'ottima premessa per quello che sarà il lavoro di questa settimana. Non cambia tanto ai fini della classifica, perché comunque ci troviamo nella condizione adesso di preparare un'altra finale, che è quella che ci vedrà domenica prossima a Iseo, impegnati a Iseo contro una squadra che sta andando veramente molto bene, però ci dà fiducia, ci andiamo carichi di fiducia, di entusiasmo. Sicuramente ci arriveremo carichi anche di un lavoro ben fatto, perché solamente lavorando in una certa maniera possono arrivare risultati come quello di oggi, ribaltando il punteggio, essendo estremamente concentrati e capaci di rimettere in sesto una partita che a un certo punto Milano aveva indirizzato dalla sua parte. Oggi veramente una prova di squadra eccellente, finita, purtroppo è già finita, perché dobbiamo assolutamente indirizzare il nostro lavoro, che inizia da adesso, per poter giocare al meglio, presentarci al meglio nella sfida di Iseo di domenica prossima. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.